Buon pomeriggio, prima puntata del 2025 di Preview, buon anno da tutti noi. Come al solito i nostri ingredienti, che sono quelli del Catania, del prossimo evento sportivo che fra parentesi sarà trasmesso in diretta da Telecolor, cioè Benevento Catania. Ma parleremo anche del Messina con la nuova proprietà, del Trapani attivo sul mercato e anche di calcio a 5 con la Supercoppa che sarà ospitata proprio nella nostra città. Lo faremo con i nostri ospiti in studio. Buon anno e ben trovato ancora Carlo Breve, ciao. Ben trovato Marco e buon anno a tutti. Buon anno anche al nostro Saro Foti, ciao Saro. Grazie a voi, grazie a tutti e un saluto a tutti i telespettatori. Buon anno Ermanno Farrima, comunque buon 2025. Buon anno a te Marco, buon anno a tutti. E buon 2025 anche alla nostra splendida Anna, ciao Anna. Ciao Marco, auguri a te e a tutti i nostri telespettatori. Io vi ricordo che la linea WhatsApp è sempre attiva al 342 77 12 855. Allora, io ritorno subito da te Anna, perché insomma, siamo andati in ferie anche noi per una settimana, in ferie con Preview, non con tutto il resto. È andato in ferie il campionato, adesso è incominciato anche il mercato e vogliamo fare un po' il punto di quella che è la situazione della giornata che ci aspetta, che lo ricordiamo è la seconda di ritorno. Anna, torno da te. Si apre la 21esima giornata di campionato domani alle 15 con due partite, Crotone Cavese e Juventus Next Gen Casertana. Domenica 5 gennaio alle 15 5 partite, Benevento Catania, Latina Taranto, Messina Cerignola, Sorrento Monopoli. Alle 17:30 Giuliano Avellino e Turris Potenza. Lunedì 6 gennaio alle 15 Picerno Trapani e alle 17:30 Foggia Altamura. Passiamo alla classifica. Il Benevento con 40 punti segue Monopoli 38, Avellino, Potenza, Cerignola 35, Crotone 32, Catania 31, Giuliano 30, Trapani Picerno 28, Sorrento 27, Foggia 25, Cavese 24, Altamura 23, Casertana Latina 20, Juventus Next Gen 18, Messina 16, Turris 11 e Taranto chiude con 3 punti. Grazie Anna, ovviamente poi bisogna verificare quelle che saranno le alte penalizzazioni per le ultime due in classifica che vanno verificate insomma nei prossimi giorni, ma intanto quello che è certo è, andando a rivederla questa classifica a cui noi andiamo a dare uno sguardo nuovamente tramite la nostra regia, vi chiedo che anno deve essere per il Catania per tornare protagonista di questo campionato. Lo chiedo prima a Carlo e poi lo chiedo al nostro Saro. Innanzitutto c'è già un'opportunità veramente importante che il Catania deve sfruttare al massimo. La partita di Benevento, incontri la prima della classe, devi dimostrare di voler cambiare marcia e avere uno step migliore rispetto all'anno passato. E la partita chiave? È già una partita chiave? Quella di domenica? Io quasi scaramanticamente manco lo direi questo, perché ogni volta che il Catania si è trovato in una situazione dove può dare una svolta al suo cammino. Infatti ho detto chiave. Sì, allora chiave, sì. È una partita dove intanto ti misuri con la prima della classe, che fino a questo momento meritatamente è prima della classe, fino a questo momento. Misura le tue forze. Puoi dare certo uno slancio importante e significativo alla classifica, puoi mettere anche un po' di paura agli avversari, perché sai, si riparte da capo o il girone di ritorno è sempre un po' particolare, a volte succedono risultati che sulla carta non te li aspetti minimamente. E attenzione, alla prima giornata vale per tutti, perché dopo la sosta la prima giornata lascia sempre dei segni e delle sorprese incredibili. Ermano, vengo da te subito perché parleremo ovviamente diffusamente del Benevento, ma ci sono delle caratteristiche che sono magari da sottolineare anche subito della squadra campana. Sicuramente la squadra campana, per come l'abbiamo analizzata insieme in settimana e non solo in settimana, ci ha dimostrato di essere una squadra veramente compatta sia dal punto di vista offensivo. Infatti non c'è un riferimento solo offensivo che fa la differenza nel quartetto, diciamo, davanti degli uomini di Auteri. Tutti ruotano e ognuno ha delle caratteristiche diverse, ma dà un apporto importante per la manovra offensiva. Ma la cosa
cosa che mi piace analizzare, mi piace puntualizzare, è proprio la compattezza dal punto di vista difensivo, perché Auteri è navigato nella categoria, la conosce bene e sa che per vincere i campionati bisogna avere attenzione, concentrazione e compattezza, soprattutto nel reparto difensivo. Quindi è una squadra che concede poco, vedremo successivamente poi tramite i tagli video dove concede un pochettino di più, però è una squadra che sicuramente fa della sua forza quella che è la compattezza e l'attenzione nei piccoli dettagli. Allora, io volevo coinvolgervi poi sul mercato, perché il mercato si è aperto nella giornata di ieri, resterà aperto per un mese, praticamente fino alla mezzanotte del 3 di febbraio. Ne parleremo ovviamente anche in questa trasmissione, anche se sul Catania non c'è molto a dire se non quello che già tanti sanno, cioè che prima si deve cedere e poi si può comprare. Io però prima voglio andare da Anna per sentire se ci sono degli interventi anche dei nostri telespettatori e poi coinvolgo invece gli ospiti in studio. Come al solito, Marco, vi leggo alcune domande. Ci scrivono: buon pomeriggio, bentornati e buon anno nuovo. Avrei una domanda: quanto manca alle importanti cessioni poi propedeutiche alle entrate? Grazie mille. E ancora, domanda un po' cattiva. L'anno scorso nessun direttore sportivo e gli errori di chi non sa muovere sul mercato. Quest'anno i DS sono praticamente due. Lo so, c'entrano le condizioni di salute di Faggiano, però la considerazione, soprattutto legata alla scorsa stagione, ci sta. E ancora, il Benevento non vince in casa da tempo. Secondo voi ci sono i margini per andare a fare una bella impresa? Ci sono pure i tifosi. Ci sono pure i tifosi, sono 1300 biglietti a disposizione, ne sono stati venduti 700 al momento da quello che ci risulta. Tornando alle domande invece più spinose sul mercato, le cessioni le affrontiamo dopo. La situazione invece di esse, vabbè, l'abbiamo detto, no? Noi abbiamo anche le prime immagini di Pastore, Ivano Pastore, che è il nuovo collaboratore dell'area tecnica del Catania. Si sa che la situazione è legata chiaramente a un innesto certamente in società, che è sempre importante, un innesto in società in un momento in cui il direttore sportivo, cioè Faggiano, non è in situazioni di salute, lo sappiamo, sta provando insomma a chiudere definitivamente questo problema di salute. Per cui sì, vero, i due direttori sportivi, tutto quello che sappiamo, l'anno scorso zero, ma secondo me l'idea è più incidente rispetto all'anno scorso, no? Perché poi i problemi del gennaio dell'anno scorso sono quelli che il Catania si trascina anche adesso. È chiaro che l'anno scorso nella campagna di gennaio sono state fatte delle scelte che alla fine sono risultate sbagliate, quindi i fatti dicono questo, e quindi quest'anno, oltre alla problematica legata agli esuberi che devono essere che è un po' conseguenziale, no? Mollati, e quindi acquistare giocatori in funzione di quelli che sono gli esuberi che si danno, ci sono chiaramente delle esigenze ben precise, sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista proprio economico. Ed è così perché poi, tanto è vero che ci sono anche dei giocatori della rosa attuale, non solo gli esuberi, ma ci sono anche dei giocatori della rosa attuale, i nomi sono anche in questo caso conosciuti, ad esempio quello di Montalto, quello di Luperini o quello da Damonis, per farne tre, che possono rientrare in questi giochi di mercato in modo che il Catania possa avere la possibilità poi di tesserare nuovi elementi. Tu come la vedi, Saro? In riferimento alla prima domanda. Ma io penso che la figura di un supervisore, a me piace chiamarlo così, che è il direttore sportivo, il direttore tecnico, chiamiamolo come vogliamo, è fondamentale in una società di calcio, soprattutto professionistica, perché è la persona che fa da collante tra tutte e tre le componenti, allenatore, calciatore, società, ed è fondamentale sia nel tenere la giusta pressione sui calciatori, perché a volte si rischia che un po' tendono a rilassarsi, quindi la figura del direttore sportivo è incidente sull'aspetto mentale del calciatore, e anche a volte con delle combinazioni psicologiche di concerto con l'allenatore smussare problematiche che altrimenti verrebbe anche difficile poterlo fare. Quindi è una figura oggi essenziale, purché ognuno lavori nell'ambito della propria competenza e con grande sinergia tra le parti. È una cosa difficile il mercato, lo ricordiamo, perché per chi frequenta anche il mercato normalmente di calciatori lo sa, ci sono dei giocatori, degli accordi magari che arrivano poi fra le due società
e poi manca l'accordo fra il giocatore e la società in cui deve andare, un accordo che è di natura economica, e questo magari blocca tutto, e sappiamo che il Catania, se non cede, non compra. Gli errori, ecco, torno all'anno scorso, gli errori dell'anno scorso non vogliono essere più ripetuti in questo senso, Carlo. È chiaro, Marco. È chiarissimo. La situazione è ben chiara, è ben nota, e quindi dovrà essere bravo Pastore in sinergia con Faggiano e in sinergia con Grella e la proprietà a centellinare ogni sforzo e a captare le opportunità sia in uscita che in entrata. Intanto un nuovo acquisto, domenica il Catania lo metterà in campo, che è il nuovo portiere, che è Farroni. Ce ne sarà probabilmente anche un altro, ma anche lì dipende poi dalla situazione di Adamonis. Se il Catania riuscirà a piazzare Adamonis, potrà eventualmente poi prendere un nuovo portiere. Torno da Anna per altre domande, poi introduciamo invece l'aspetto più tecnico, più tattico della partita con il Benevento. Invece di una domanda inizio con un oracolo. Tu dirai, ma come un oracolo? Sì, perché Antonio64 ci scrive: buon pomeriggio, il primo anno siamo saliti in Serie C, il secondo anno abbiamo vinto la Coppa Italia, quest'anno in un modo o nell'altro andremo in Serie B. Antonio64 ha detto l'oracolo. E noi ci crediamo, sulla fiducia. È un'analisi corretta, sulla sono fiducia. Dati oggettivi. Poi teniamo il numero del campionato della Coppa Italia. Teniamo il numero, perché se dovesse andare così ci rivolgeremo tutti. Quest'anno sia ancora in corsa sicuramente. Sì, vabbè, questo è fuori di dubbio. Posso invece leggerti una domanda, una considerazione per Carlo Breve e Saro Foti. Con il Sorrento abbiamo visto un Catania diverso con Jimenez a centrocampo. Io lo terrei lì, soprattutto adesso che Sturaro non sta bene nuovamente. Che ne pensate? Che anche il mister Toscano la pensa allo stesso modo. Ovviamente sì, se visto Su questo un Catania non credo ce ne sia. con più qualità, no? nel secondo tempo, con Jimenez messo lì. Ha giocato altre volte in quella posizione, addirittura la prima gara che ha fatto, mi ricordo ero qua e c'era Carlo, che mentre davamo delle possibilità sullo schieramento, proprio Carlo disse che Jimenez avrebbe potuto fare anche il centrocampista, e così fu. Non mi ricordo quale partita, ma fece lui una grande partita con la vittoria del Catania. Quindi è un giocatore che ha un tasso tecnico notevole, e in questa categoria può anche farlo il centrocampista. Secondo me non lo potrebbe fare in categorie superiori, perché sono diverse le prestanze fisiche, sono diverse i toni atletici, agonistici, di passo. Si sale di categoria anche per questi motivi, però in questa categoria ha un valore tecnico assoluto, intelligenza tattica di livello, e quindi quando è stato messo in campo in quella posizione credo che ha fatto sempre bene. Sì, ma anche nelle ultime giornate mister ha alzato il livello anche della competizione e riesce tanto a duellare e vincere i duelli anche dal punto di vista fisico. Ha fatto uno step veramente importante di crescita Jimenez. A proposito di Catania Sorrento, che poi l'ultima partita è il 2024, c'è un giocatore che si è messo in luce particolarmente, ma l'ha fatto durante tutta la prima parte di stagione del Catania. Ermanno, torno da te, che è Roberto Inglese, su cui ti sei concentrato per la nostra lente di ingrandimento. Sì, mi sono concentrato perché soprattutto quando si inizia, diciamo, il mercato, inizia la fase di mercato, si parla sempre di quelli che sono gli acquisti, soprattutto nella fase offensiva, come riferimenti offensivi. Il Catania in realtà il suo riferimento, il suo bomber ce l'ha ritrovato in qualche modo, non ce lo aspettavamo così a inizio anno. Sicuramente conosciamo le sue grandissime qualità tecniche, le sue grandissime qualità cognitive e tattiche, però i numeri in qualche modo non ci dicevano questo, perché l'anno prima, come possiamo leggere benissimo dal dato, l'anno prima a Lecco aveva fatto, diciamo, male, un gol solo, non aveva praticamente giocato, un gol solo, pochissima pericolosità, quindi quelli che sono i dati sull'XG sui 90 minuti, poca presenza dentro l'area di rigore. Stessa cosa l'anno prima al Parma nel 2022-2023.
sempre col Parma aveva giocato davvero poco gli anni precedenti, quindi era un giocatore che... Siamo tornati ai livelli di 2018-2019 pressappoco, anche come numero di marcature. Però no? per un giocatore che ha giocato così poco, che ha visto così poco la porta, che ha visto così poco diciamo quelle che sono la frequenza nell'andare a rete, non era facile riprendere con facilità o con così tanta in qualche modo consapevolezza quello che le sue qualità, le sue doti da giocatore di area di rigore. Già sono 10 le reti segnati da inizio anno, quindi sono tutti dei dati che ci fanno comprendere come il giocatore sia in grandissima fiducia, e questo secondo me, l'ha detto anche lui in conferenza, in una piccola intervista rilasciata, è dato tanto da quello che è la fiducia che i giocatori, i tifosi e in qualche modo soprattutto il suo caro amico, il direttore sportivo Faggiano, gli dà quotidianamente. Quindi quella consapevolezza è maturata da una fiducia di tutte le parti, come ha detto prima il mister, cioè tutte quelle che sono l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico, l'aspetto dirigenziale hanno appoggiato molto il progetto inglese, progetto che per adesso sembra vincente. L'ha detto anche lui nell'intervista, è ancora all'inizio, quindi vuol far vedere di più. Ovviamente è sceso di categoria per dimostrare e per risalirci subito, quindi è un giocatore su cui il Catania deve puntare, perché i numeri ci fanno capire l'importanza di questo grande attaccante. Caro, la componente psicologica che diceva Ermanno è fondamentale, no? Si parla tanto anche di giocatori di grandissima qualità, di Serie A, che magari non segnano da un po' di tempo e sono in difficoltà e si presentano davanti al portiere. Abbiamo visto ieri sera Lautaro per esempio e sbagliano. La componente della fiducia soprattutto per un attaccante è fondamentale. Facciamo l'esempio di Stoppa, esatto. Che nella prima parte del campionato era stato un attimino sottotono, dopo il gol col Crotone, i 2 gol col Crotone, è diventato un giocatore oggi determinante per il Catania. Quindi l'aspetto mentale ti dà veramente la scossa, l'input per svoltare. E questo l'appoggio che gli ha dato sicuramente Faggiano, ma anche la società. A proposito di società, Saro, era stato definito come una scommessa, no? Inglese inizialmente, perché si pensava di più che alcuni giocatori che l'anno scorso avevano fatto molto bene, dico i nomi di Montalto, dico i nomi di D'Andrea ad esempio, facessero nello stesso modo. Invece poi è diventata non solo la scommessa vinta, ma la certezza di questo Catania, per cui una società, abbiamo parlato degli errori, in questo caso dobbiamo parlare di una scelta veramente azzeccata. Quello che secondo me viene più in risalto in questo calciatore è il pensiero iniziale poteva essere quello dell'attaccante che si mette là negli ultimi 20 metri aspettando magari il cross per finalizzare col suo colpo di testa, aspettando il pallone buono. Invece si è messo a disposizione della squadra, cioè fa cose davvero che a volte un atleta di 23-24 anni neanche li fa. Torna, copre spazi, raccorda con i centrocampisti, certo frutto di un elevato tasso tattico, tecnico. D'altronde se questo atleta, se questo calciatore ha fatto la Serie A e non solo di passaggio, un motivo c'è. Quindi io credo che in lui era meno soltanto la condizione atletica dettata dal fatto che ultimamente aveva giocato poco, ripresa la condizione sta dimostrando di essere un calciatore di altissimo livello. E lo dicono i gol fatti e la classifica anche dei marcatori. Ermanno. Marco, io l'unica cosa, faccio una domanda come fossi uno spettatore, e analizzandolo, no? Vedendo il Catania, non ho ancora ben capito se Inglese, faccio la domanda ai mister, se Inglese preferisce più giocare come unica punta con l'appoggio del 3/4 o se ama più giocare con un appoggio di peso vicino come Montalto. Non so che idea. Secondo me il suo partner ideale è D'Andrea. D'Andrea, sì. Se D'Andrea tornasse ai livelli di Cerignola, il Catania avrebbe una coppia di attaccanti tra le migliori del campionato, con Stoppa dietro. Con Stoppa dietro. E chissà che magari a Benevento potremo pure vedere questo tipo potrebbe essere una delle soluzioni più ipotizzabili. In effetti quelli che stanno mancando sono i gol di chi può fare o ha fatto coppia con Inglese, sì. Perché io sono dell'avviso che una squadra per vincere ha bisogno di una buona squadra, quello è fuori di dubbio, però poi ha bisogno, secondo me, di 2 elementi, di due ruoli cardini, dove
ci deve essere un portiere che porta punti, quando la squadra è in giornata no, quando la squadra non riesce a risolvere qualche Quelle problema. due parate comunque, diventano risolutive. E due attaccanti che devono garantire almeno in 2-30 gol. Quindi mentre Inglese il suo lo sta facendo, è sulla strada perfetta, il Ci partner no. E quindi, come diceva Carlo, se D'Andrea dovesse venire fuori, per come è stato l'anno scorso, davvero Catania potrebbe risolvere un grosso problema, perché è una squadra che in casa, tranne l'ultima partita, ha fatto grande fatica a far gol. Ci fermiamo qui per il momento, prima pausa per noi, ritorniamo fra pochissimo andando a dare uno sguardo più da vicino invece all'avversario, al Benevento, capoclassifica, fra poco. Fervono le discussioni anche nel fuori onda, proprio vengono interrotte appena ricominciamo, perché già eravamo entrati nel clima prepartita parlando del Benevento. A proposito, non so se del Benevento, ma certamente di qualche considerazione che facevamo prima, voglio coinvolgere nuovamente Anna con i messaggi da casa. Sì, abbiamo parlato qui in studio prima di Inglese e D'Andrea e appunto i nostri telespettatori ci inviano le loro osservazioni, ci scrivono: in attacco serve una spalla per Inglese. È vero che la società ha molta considerazione per D'Andrea? E ancora su Inglese: buonasera, Roberto Inglese è il miglior attaccante che il Catania abbia avuto negli ultimi 10 anni. È chiaro che sia di un'altra categoria. È chiaro stufato, come diceva a suo tempo. un comico importante, sì, vabbè, degli ultimi 10 anni sì, si può dire che Inglese certamente come qualità tecnica, grandissimo attaccante, cioè uno che ha fatto la già nazionale, ne ha parlato Saro, per cui già ne ha parlato Saro poco fa, non c'è molto da dire. Su D'Andrea sì, a me risulta che insomma, la società crede, e d'altro canto è stato fatto anche un investimento su D'Andrea. Il ragazzo fino all'anno scorso era uno dei migliori attaccanti della Lega Pro. Sì. Ha trascinato da solo il Cerignola ai playoff con 14 gol. Quest'anno è stato penalizzato da un infortunio a inizio stagione. Il mister sa benissimo come in fase di preparazione saltarla per un infortunio grave al ginocchio lo ha penalizzato. Per me è stato penalizzato anche dall'errore dal dischetto di Foggia. Poi ha avuto quell'errore lì secondo me è condizione, diciamo come che il il gol discorso di di Avellino Stoppa, no? Avrebbe lo poteva potuto più dargli esatto, un input, però aspettiamo, sono fiducioso per D'Andrea. Esatto. E sembra che lo sia anche la società, anche se è finito anche lui in alcuni ragionamenti, qualcuno si è interessato a questo giocatore perché è un giocatore sicuramente forte, ma il Catania non sembra volersene privare. Andiamo a parlare del Benevento e lo faccio con il collega Massimiliano Mogavero del Sannio Quotidiano e calciobenevento.it. Massimiliano, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi dell'invito. Allora, 2025 che si apre come in casa Benevento, il 2024 si è chiuso con una vittoria, però non è che nelle ultime giornate il Benevento abbia incantato, se così possiamo dire, pur essendo meritatamente in testa. Sì, il Benevento nella parte finale del girone d'andata ha sicuramente fatto i conti con un calo di rendimento, con una flessione che pur anche se non ha avuto conseguenze, effetti concreti sulla posizione di classifica della formazione giallorossa, comunque si è palesata una difficoltà dal punto di vista delle prestazioni. Per la verità il 2024 è stato chiuso positivamente con la vittoria in trasferta convincente sul campo della Cavese, sebbene il risultato possa far pensare a una partita equilibrata. In realtà in quella circostanza il Benevento è stato praticamente padrone del campo per 65-70 minuti, tant'è vero che è andato sul doppio vantaggio e avrebbe meritato probabilmente anche di realizzare qualche gol in più. Poi ha subito un po' il ritorno orgoglioso della Cavese, che ha saputo mettere in discussione il risultato, ma nonostante tutto poi la formazione di Auteri comunque è riuscita a portarla in porto, a condurla in porto con pieno merito. La flessione si è palesata soprattutto nel rendimento casalingo, una squadra che ne aveva fatto il punto di forza nella parte iniziale della stagione e adesso invece non vince al Vigorito da 2 mesi, di fatto dalla vittoria nel derby con la Turris. Poi ha affrontato l'Avellino in casa ed è riuscito a strappare il pareggio solo nei minuti finali. Altrettanto ha fatto poi nella partita contro il Cerignola, anche quella finita in pareggio, e poi nell'ultima gara casalinga
del 2024 ha subito la prima sconfitta interna ad opera del Giuliano. Nonostante tutto però il Benevento mantiene saldamente il comando della classifica, consapevole del fatto che ci sarà ancora da lottare per tenerlo da qui fino alla fine della stagione regolare, però anche altrettanto consapevolmente con la voglia di giocarsela fino in fondo tutte le possibilità per ottenere la promozione in Serie B. Massimiliano, andiamo alla partita invece di domenica al Vigorito. Ci sono delle assenze in casa Benevento, qualcuna per infortunio, il portiere per esempio, e poi c'è Prisco squalificato. Dacci un po' un'idea su quelle che possono essere le scelte di Auteri. Sì, hai detto bene, ci saranno le assenze del lungodeggente Nardi, che ormai è fuori praticamente dalla scorsa estate. Mancherà anche Nunziante, che si è infortunato proprio nell'ultima partita del 2024, una lesione al menisco, ha rimediato a Cavati e Tirreni e quindi è stato costretto a sottoporsi a intervento chirurgico, quindi resterà probabilmente fermo ai box per un mesetto, e mentre Prisco dovrà scontare un turno di squalifica. Al loro posto Manfredini con ogni probabilità sostituirà Nunziante tra i pali, mentre il favorito per prendere il posto di Prisco è sicuramente Viviani, che generalmente ha sempre giocato quando il centrocampista napoletano non è stato a disposizione, o comunque quando Auteri ha deciso di avvicendarlo a gara in corso. Però sono opzioni valide anche quelle che portano all'impiego di Acampora, ad esempio, che è un giocatore che può essere utilizzato eventualmente in quella zona del campo, anche se diciamo che sarebbe una sorpresa vedere Acampora dal primo minuto. Io propendo più per Viviani da titolare a fianco di Thalia. Auteri in questi giorni ha provato anche qualche novità dal punto di vista tattico, ma credo che non ci saranno grosse sorprese per quanto riguarda l'assetto del Benevento. Si andrà avanti sulla strada del 4-2-3-1, ha recuperato Uccadda, che aveva saltato invece la partita con la Cavese a causa di una distrazione al soleo, sarà regolarmente al suo posto sulla fascia destra. Insomma, arriverà a questo appuntamento Auteri con le idee e con le scelte abbastanza definite. C'è ancora solo qualche ballottaggio più che altro nel reparto difensivo da risolvere, ma per il resto mi sento di dire che la formazione anti-Catania è pressoché fatta. E noi la vedremo alla fine della nostra trasmissione come al solito. Intanto io ringrazio Massimiliano Mogavero. Massimiliano, grazie, ancora buon anno, buon pomeriggio a te. Grazie a voi, buon anno e buon proseguimento. Allora andiamo a vederla un po' la grafica, le grafiche legate al mister del Benevento che conosciamo fra parentesi tutti, soprattutto qua in Sicilia. L'abbiamo detto il Catania nel destino, perché lui era arrivato a Benevento dopo il 4-0 subito dalla squadra beneventana, dal Catania proprio l'anno scorso, nell'ultima giornata del 2023. 4-0 del Catania a Benevento, poi è tornato appunto a Catania a giocarsi il secondo posto per i playoff e ha perso, e poi ha perso anche la prima, per cui insomma diciamo che qualche scongiuro lo starà facendo Auteri, insieme a lui anche i tifosi del Catania, che sperano continui in questa serie nera nei confronti dei rossazzurri. Andiamo a vedere invece quella che è secondo noi il punto di forza del Benevento. Potevamo scegliere un uomo, abbiamo scelto invece un reparto, in questo caso un po' prendendo i giocatori che hanno segnato di più. Per esempio Lanini, che ha fatto 7 gol, che non giocherà probabilmente all'inizio perché non ha giocato dall'inizio nelle ultime partite, ma ci sono altri giocatori come Perlingeri e via discorrendo, come Manconi, che conosciamo tutti. Questi sono giocatori che per gioventù, per Lingeri, per qualità, tecnica, esperienza, Lanini e Manconi, ma andiamo avanti con altri giocatori, e capacità di interscambiarsi nei ruoli, poi lo vedremo con Ermanno, creano certamente una differenza. E poi andiamo a vedere le ultime del campionato per quanto riguarda il Benevento, che lo ricordiamo ha giocato 20 partite, ha 40 punti in classifica. Dicevamo della vittoria di Taranto, della vittoria in casa del Trapani e in casa della Cavese, ma invece al Vigorito la situazione non è stata così buona. Benevento Giuliano 0-1, Benevento Cerignola 1-1, e prima c'era stato un altro risultato negativo, per cui insomma è una situazione in casa in cui il Benevento può subire qualcosa, Carlo? Sicuramente. Oltre che Auteri sta facendo gli scongiuri. No, sicuramente, con tutto il rispetto di mister Auteri, che è stato anche mio allenatore, quindi ricordo con grande affetto. Ci ho giocato contro da allenatore,
li conosco molto bene, lo staff è fatto da siciliani, Loreno Cassia e il professore Peppe Di Mauro, quindi gli auguriamo veramente il meglio, magari non da domenica. È chiaro che in casa qualcosina la soffrono, e 2 mesi senza vittorie sono tanti. Non è una squadra tritasassi il Benevento, su questo non ci sono dubbi. È una squadra forte, ben allenata, ma una squadra molto giovane, e la gioventù ti dà questi piccoli alti e bassi. Diciamo che ha fatto 4 sconfitte come il Catania. Ha vinto qualche partita in più, 4 vittorie in più, qualcuna vinta sporca, vinta da squadra che voleva vincere, che ha concesso tanto, perché sia a Cava che a Trapani sono usciti sotto un treno. Io ho visto tutte le immagini, tutti gli highlights, non avrebbero meritato di vincere, però la squadra forte è anche quella che quando non merita vince. E questa è una chiave, un grande pregio. Forse i 9 punti sono proprio quelli, ok, magari l'attacco... Sono 8 punti. Sono 8 punti, esattamente, No, perché poi alla fine c'è il punto di penalizzazione. Questa è la caratteristica di tutte le squadre che devono vincere i campionati. La Juve Stabile l'anno scorso, ci sono stati momenti che ha macinato, ma ci sono stati momenti quando ha vinto di mestiere, con partite che magari squadra, se non fosse stata una squadra esperta, compatta, adatta a questa tipologia di campionato, non l'avrebbero vinta. Invece l'hanno vinta, e il Benevento sta facendo questo, come faceva l'analisi in maniera perfetta Carlo. È una squadra che ha tante belle cose, ma è una squadra contro la quale si deve giocare, e si può giocare per colpirla nei punti deboli che sicuramente hanno. Allora, vi faccio vedere un po' di numeri, perché poi li commento con Ermanno, che testimoniano un po' la differenza che sta in questi 8 e poi 9 punti di differenza fra Benevento e Catania, ma anche, ad esempio, guardate queste classifiche. Vi ricordo che nelle classifiche che vedete ci sono tutte le squadre dei gironi, ovviamente le 60 squadre che compongono i gironi della Serie C, e vedete la differenza soprattutto nei tiri. Ermanno, vengo da te, fra Benevento e Catania. Benevento, che si vede dai dati che è una squadra di altissimo valore sia dal punto di vista offensivo, soprattutto dal punto di vista offensivo, sia dal punto di vista difensivo. Fino a poche settimane fa era anche la prima per gol realizzati nel girone C. Questo ci fa capire anche un po' la differenza tra Benevento e Catania. I primi 2 dati sono significativi, i dati dei tiri per 90 minuti, ma soprattutto i tiri da fuori per 90 minuti sono significativi. Il Benevento che entra, perché vediamo dai tocchi in area avversaria, dai passaggi nella tre quarti avversaria, ha dei dati molto simili in qualche modo al Catania. L'unica differenza è che il Catania fa fatica forse a cercare la rete, a cercare la conclusione in porta, a essere poi concreta negli ultimi 16, 20, 25, 30 Anche metri. I passaggi da tre quarti avversaria testimoniano proprio questo. Testimoniano come il Benevento e il Catania sotto certi aspetti siano simili, perché giocano entrambe, amano giocare nella tre quarti avversaria. L'unica vera differenza è proprio la differenza nei tiri in porta, nei tiri totali del Benevento, che cerca di rendersi pericolosa anche con tiri da fuori. Vediamo per esempio, mi sono segnato Talia, che è un gran tiratore da fuori, ha fatto 3 gol, un assist, un 2003, un giocatore 2003. giovane. Tutti quanti, scuola Benevento, la volta scorsa parlavamo con Lucio di questo, il Benevento che sta portando un progetto importante e sta puntando tantissimo sui giovani. Ho segnato Nunziante, ho segnato Veltri che la volta scorsa ha giocato nel 2004, i 2003-2004, e domani giocherà Viviani, è un 2000. Cioè, veramente. Ma tutti si poi affida a tanti ragazzi, tutti poi giovanissimi. scuola comunque Benevento, per l'Ingegno un 2005, un che gioiello. Campora era un 2006 che quest'anno sta trovando poco spazio, ma era un per l'Ingegno lanciato nella fase finale della stagione scorsa, ricordate che ha fatto qualche stralcio di partita già nella fine tra l'altro il giornalista si aspettava, Marco scusami, a Campora no, ha detto che potrebbe ma essere io me l'aspetto da trequartista domani, potrebbe essere lui il tre quarti, una situazione, tra lui o Simonetti, uno dei due. Non credo che giocherà con un'armeria troppo pesante, ma uno dei due, e credo di più a Campora, per caratteristiche, per personalità, per esperienza, possa affiancare, essere il sottopunta
o di Perlingeri Perlingeri. o di Lanini o Sì, di chi è per chiaro, lui. è chiaro. L'unica differenza rispetto ai dati tra il Catania e il Benevento era il discorso anche il PPDA, quindi diciamo il blocco dell'azione avversaria è molto simile. L'unica vera differenza sta anche nei passaggi progressivi, che sono quei passaggi che superano delle linee di pressione avversaria. Il Benevento su questo dato ci fa comprendere come sia molto più verticale, ricerca molto con più facilità ad andare in verticale. Sì. Forse perché il Catania non nell'ultima, non nella partita col Sorrento, l'ha fatto un po' Anche perché i passaggi avversari, torno al PPDA, sono solo 7 prima che il Benevento ritorni in possesso della palla, per cui magari ha anche più facilità ad andare poi subito. Ricerca una riaggressione molto forte in zona palla, aggrediscono in maniera alta, soprattutto con gli interpreti del centrocampo, quelli che abbiamo detto poc'anzi. Ecco perché anche Prisco, la munizione, no, PPDA non è solamente quando riconquisti palla, ma è quando blocchi l'azione avversaria, e quindi ricorrono spesso a quelli che sono i falli tattici. Però è una squadra che gioca più in verticale rispetto al Catania, che cerca più la giocata in verticale, anche perché i 4 riferimenti lì davanti sanno triangolare bene, e lo vedremo successivamente. A proposito, andiamo subito proprio alla fase non possesso, perché vediamo qualche taglio che hai preparato. Sanno chiudere bene gli spazi anche con i giocatori impiegati a centrocampo. Sì. La forza di una squadra giovane è anche questa. Qui vediamo contro la Cavese come la linea 4 si compatta subito su una situazione di palla persa, e le marcature sono strette e attente. Vediamo l'attenzione anche dei 2 difensori centrali che chiudono bene. La disposizione è perfetta, e l'aiuto dei 2 centrocampisti che si vede ancora meglio qui. Uscita del terzino in pressione, il taglio dell'esterno avversario, dell'esterno basso avversario, ripiegato addirittura da uno degli interni e da un 3/4. Quindi questa anche voglia di concedersi, voglia di spendersi per il compagno e per la squadra è un dato secondo me molto importante. Stesso discorso lo vediamo anche nella seconda clip che hai preparato. Qui si parla più di transizione negativa, diciamo, sotto un certo punto di vista. Il Benevento comunque è una squadra che gioca e costruisce, e spesso in fase di costruzione è sempre una squadra di Serie C, quindi sbaglia o non è pulitissima nel rifinire l'azione. Qui è un taglio video che abbiamo fatto la partita contro il Trapani. Qui è una rifinizione, sono usciti bene dalla pressione avversaria. L'errore è qui sullo scarico. La squadra comunque non è quasi mai scoperta, cioè la linea 4 si ricompatta velocemente, i 3 centrocampisti buttati dentro, però anche lì la scelta poi di Carriero poteva essere diversa, perché c'era lo spazio per l'imbucata tra difensore centrale e terzino di sinistra. Però comunque è una squadra attenta nel ricompattare le linee e nello stare molto corta. Vi facciamo vedere invece, e chiudiamo questa parte sul, diciamo, fasi non possesso, in questo caso andiamo sui piazzati, e come si dispongono invece sui calci d'angolo, perché lì qualche lacuna. I piazzati sono qualche lacuna c'è. L'alert più grande del Benevento. Qui vediamo il gol preso contro il Giuliano. Marcano a zona con 2 linee, una da 4, una da 2 o da 3 difensori, 2 giocatori messi nel primo palo, uno sul vertice basso, uno sul vertice alto. Qui taglio del difensore non letto completamente. Qui è situazione invece diversa, sempre simile posizionamento, giocata corta, la squadra che esce, quindi le linee che escono, scoprono completamente la zona centrale del secondo palo, e Sapio, mi sembra che sia lui, che colpisce la palla di testa e segna il 2-1. Situazione analoga all'86esimo, dove la Cavese trova il secondo gol. Qui la cosa che mi è premuta analizzare è questa scoperta, questa come zona al solito, completamente quella zona scoperta. completamente Sì. Anche in questa situazione un piccolo aiutino secondo me c'è stato. Secondo me non ci sono tutti gli estremi per la ci poteva punizione. stare il 2-2, Ci poteva diciamo stare tranquillamente il 2-2. E quella è una zona, insomma, voi che siete allenatori, come si fa a lasciare così scoperta una zona dove arrivano dei giocatori ad andare marcare a zona sugli angoli, se non hai dei difensori molto alti e abili in questo fondamentale del colpo di testa, diventa un attimino pericoloso marcare. Ma io zona. intendevo, Saro, ma anche la parte quella, insomma, la zona, come diceva Ermanno, ecco, questa dove arriva poi la conclusione, la zona al limite dell'area. Allora, io posso dirti per esperienza mia diretta in C, c'è stato qualche stagione dove abbiamo fatto marcatura a zona, impenetrabile, Carlo, impenetrabile. Qualche altra volta
a zona, in squadre diverse, con giocatori diversi, ogni calcio d'angolo un gol. Era un gol. E allora lì poi l'allenatore deve cambiare Deve capire. strategia. Quello Quindi, diceva Carlo prima. nel contesto delle immagini che abbiamo visto, sono attimi. La lettura di quello che può avvenire un attimo dopo al momento in cui parte la palla, secondo me è determinante. Certo. Perché sono quegli attimi che ti fanno la copertura, la chiusura, o la scopertura e la non chiusura che aiuta gli avversari che vanno a ribattere la seconda palla. Voglio andare nuovamente da Anna per qualche messaggio da casa e poi torniamo a concentrarci sul Benevento. Ancora messaggi sul mercato e ci scrivono: ciao a tutti, vorrei sapere se arriverà un portiere, Adamonis non può restare. E ancora, ho sentito dire anche nei servizi di Marco che Gherardi sarebbe fra i partenti, perché Gega invece da quel che vedo sta diventando importante, ha più fiducia. E ancora, Raffaele ci scrive: gestita male la fascia da capitano, sbagliato toglierla a Castellini. Raffaele che non è l'allenatore del Cirignolo, che non si intrometterebbe mai in queste discussioni. Allora, partiamo da Gherardi. Sì, Gherardi è un altro dei giocatori che, visto che tirava in ballo qualche servizio mio, è un altro dei giocatori che potrebbe lasciare il Catania eventualmente se arrivasse un'offerta. Chiaramente siamo sempre lì, e Gega sta conquistando lo spazio perché è un giocatore che si è fatto trovare pronto, anche magari in condizioni di salute non proprio ottimali, ha deciso di scendere in campo nonostante tutto. Questo chiaramente lo ha aiutato a prendersi dello spazio. Per quanto riguarda la fascia di capitano, sono gestioni, esattamente, non riesco a entrare in quello. Sul portiere che ne pensate? Ci sono dei dati oggettivi. Adamonis ha sbagliato 2 partite piene, 2 partite sono costate 6 punti al Catania. Non so se dal punto di vista mentale il ragazzo abbia la forza di reagire a questo tipo di situazione. Non lo conosco personalmente, quindi non posso dirtelo. Bisognerebbe capire anche cosa la società, appunto, perché potrebbe essere anche la società in questo momento abbia tutta la volontà di accompagnare Adamonis verso un'altra avventura, proprio anche per quello che ha detto Carlo adesso. È un ruolo, quello del portiere, particolare. Se non hai una personalità e un temperamento ma davvero forti, quando succedono cose come quelle che sono successe a lui, ogni palla che arriva nelle sue traiettorie possono diventare per lui un problema, per lui in quel momento. Certo. Quindi, prima di tutto, chi conosce bene il ragazzo ne deve valutare le potenzialità dal punto di vista nervoso, dal punto di vista della personalità e del temperamento, e da lì si possono trarre delle conclusioni. Purtroppo il campo ha detto che è l'unico giudice insindacabile, il campo ha detto che ha tolto punti al Catania. Mentre il nostro timer ha detto che dobbiamo correre come al solito. Quando arriviamo a questa parte della trasmissione incominciamo ad andare al triplo della velocità, e andiamo dunque di nuovo da Ermanno per vedere la situazione dell'attacco, no? Dicevamo prima, l'abbiamo messo proprio come dato del reparto, come insomma una parte fondamentale del gioco del Benevento. E tu hai sottolineato nelle prossime clip l'interscambio, appunto, e l'attacco anche alla profondità. Sì, subito la clip che vedremo immediata è proprio sul discorso del passaggio progressivo, quindi questa ricerca della verticalità, con Manconi che prende il posto di Perlinghieri, che in realtà si ruotano, perché uno fa la prima punta, uno fa la seconda, ma ruotano costantemente. Questa giocata in profondità con i 3 riferimenti offensivi che vanno tutti in zona palla, e poi mi piace analizzare proprio questa giocata di Perlinghieri, che gioca nello spazio per il compagno e poi fa quel movimento alle spalle del suo difendente per andare a ricevere nuovamente. Poi è bravo il compagno a giocarsi l'1 contro 1, in questo caso era Campora, e a calciare, non proprio in porta, però a trovare il tiro. Quindi questa è una possibilità che potrebbero mettere in pratica durante la partita di domenica. Quindi questo attacco diretto della profondità con 2-3 riferimenti che giocano e si muovono nello spazio è una caratteristica, una costante che ci ha fatto vedere Auteri da qui a inizio campionato. Andiamo a vedere anche l'ultimo gol, forse l'ultimo, realizzato in casa della Cavese da Perlinghieri, perché anche in questo
viene raccontato un po' come giocano lì davanti, no? Sì, molto stretti, vicini, ruotano. Qui vediamo Lanini che gioca dentro per Lingeri che si butta nello spazio, poi subito dopo che un giocatore fa la giocata, un terminale offensivo fa la giocata, c'è sempre un movimento di gioco e mi muovo nello spazio, Sì. gioco e mi muovo nello spazio che il compagno mi lascia libero. Quindi questa rotazione abbiamo visto come 3-4 dei riferimenti offensivi che giocano lì davanti si muovono costantemente. Qui vediamo una situazione simile dove c'è una rotazione proprio a triangolo, dove Ferrara, che è il terzino, va esternamente, l'altro invece viene a giocare dentro, quindi una rotazione a 3 sulla parte laterale e poi il cross. Quindi lo fanno sì come nei riferimenti offensivi, ma lo fanno, diciamo, come principio e come costante anche quelli che sviluppano la giocata da dietro. Hai parlato anche poi dell'attacco dello spazio, no? Soprattutto quando è libero bisogna saperci tuffare, anche in questo caso riescono nella... Sì, qui c'è un gioco a triangolo, uno scambio fantastico su questo taglio video e si vede proprio tutta quella che è il principio, i principi tattici del Benevento nella parte offensiva. Qui c'è una giocata di Lamestra dentro, Manconi che viene, trova lo scarico, questa è una giocata proprio, sembra fatta con la PlayStation, tutta di prima un tocco e l'imbucata sul quarto attaccante che non era stato considerato, che è Starita, sempre molto vicino all'azione, che taglia dentro. Questa è una giocata secondo me fantastica, un gioco e mi muovo, una ricerca della triangolazione e poi dell'imbucata incredibile. Ecco, non avevamo evidenziato negli attaccanti del Benevento la Mesta. La Mesta, sicuramente esattamente. Altro un giocatore, giocatore di altissimo livello per la categoria. È proprio così. A proposito di altissimo livello, vi dico che da oggi fino a domenica Catania ospita la finale di Supercoppa di futsal. Impegnata ovviamente anche la Meta Catania. Oggi c'è la finale dell'Under 19 che è fra Roma e Meta Catania. Domani le due semifinali. La Meta Catania gioca alle 18:30 contro Lecco al Palacatania e poi domenica alle 17:30 la finale della Supercoppa, un po' quello che vedete nel calcio in questo momento a Riyadh, ecco, nel futsal è a Catania, per cui c'è da vedere veramente anche uno spettacolo di un certo livello sicuramente. Sentiamo come si prepara la Meta, facciamo questa pausa con il calcio e andiamo a sentire l'allenatore Warra. Arriviamo bene, sta chiaro che le ultime partite l'abbiamo fatto molto bene, ma alla fine è una partita secca, dobbiamo vincere il sabato per poter arrivare alla finale. Credo che sempre ci sono momenti importanti dove si deve sapere soffrire pure. Sta chiaro che come sempre noi proviamo a dominare la partita, a essere meglio tanto in attacco come in difesa che l'altra squadra, ma questo non significa che il risultato sarà favorabile, no? Quindi proviamo a fare il nostro gioco, proviamo a fare lo che sempre parliamo e alleniamo e giochiamo. E quando giochiamo in Catania sembra che siamo con un uomo in più nel campo, quindi spero anche che in questo fine settimana possiamo giocare tante volte con uno in più dentro. Uno in più il pubblico di Catania, lo vediamo nel calcio, lo vediamo e lo apprezziamo anche nel futsal. Il pubblico di Catania, lo sappiamo, riesce a spingere a diventare veramente determinante. Certamente c'è uno spettacolo veramente da andare a vedere, ricordiamo, da oggi con la finale dell'Under 19 della Supercoppa e poi con domani le semifinali e dopodomani la finalissima con la Meta Catania, campione d'Italia, ovviamente impegnata. Torniamo invece al Catania. Torno da Ermanno, voi discutevate anche nei momenti di pausa su alcune situazioni tattiche, allora ve lo chiedo, visto che insomma la prendi subito al volo, la gestiamo questa cosa. Chi è che va a prendere il tre quarti, il sottopunta del Benevento? Ecco perché ne discutevamo prima. Vediamo perché il Catania, le squadre che hanno giocato 4-2-3-1 le ha sempre sofferte dal punto di vista del palleggio e ha sempre concesso il palleggio alle squadre che hanno giocato 4-2-3-1. Vediamo come sarà l'atteggiamento tattico del Catania. I due sistemi di gioco non si sposano bene per una aggressione ultra offensiva. Ipotizzando un 3-4-1-2 del Catania o 2-1, insomma, non... Credo 1-2 domani, 1-2. con credo io D'Andrea vicino Inglese, poi vedremo. E vedremo come andrà ad affrontare il tre quarti avversario, che secondo me è l'ago della bilancia nel 4-2-3-1 e dal punto di vista tattico
ma anche mister Foti ci può dire la sua, Foti come che andarlo ad affrontare. Che sorride sotto i baffi perché? No, sorrido sotto i baffi perché sono i dilemmi che gli allenatori si pongono quando ci sono partite di così alto livello, no? Perché quando tu hai i calciatori di fronte a te che hanno certe qualità e sai che non puoi sbagliare, non ci si dorme la notte per privilegiare una situazione o un'altra. Per esempio, è chiaro che se c'è il sottopunta e il centrocampo è a 4, che poi centralmente sono 2, se non c'è uno dei due che ha i tempi davvero giusti ad andare a chiudere la linea di passaggio, quel giocatore che potrebbe galleggiare mette in difficoltà. Un po' meno se il centrocampo fosse disposto con un vertice basso dove andrebbe a tamponare, però poi vuol dire che tu devi smembrare anche certe idee. Ecco perché l'allenatore tante volte non ci dorme la notte per dire ma faccio questo, faccio quell'altro. Il Catania ha un tecnico di assoluto valore, di grande saggezza e acume tattico, quindi comunque dovesse partire ed iniziare in corso d'opera eventualmente saprà fare i rimedi giusti se ce ne fossero bisogno. Allora, noi ci fermiamo per un attimo, torniamo fra poco, andiamo a fare l'analisi tattica poi del Catania con Ermanno e parliamo soprattutto della nuova proprietà del Messina, fra poco. Di nuovo in studio, terza parte di preview, torno dal nostro Ermanno Florio per parlare del Catania. Andiamo come al solito alla fase di non possesso, ne vediamo uno di taglio per la partita con il Sorrento. C'era stata la traversa in quel caso, però il Catania ha dimostrato di sapersi ben strutturare, no? Sì, e soprattutto è un taglio che premia molto la partita soprattutto di Guaini, che sì, ha fatto una partita incredibile, marcatura è stato micidiale secondo me, e poi anche la grande partita di Gega, quindi la crescita di questo ragazzo. Se possiamo far partire il taglio, vediamo, è stata diciamo, l'unica vera occasione del Sorrento, però anche qui su una palla scoperta, su una marcatura non proprio perfetta del quarto offensivo del Catania, vediamo Gega e Guaini compattarsi velocemente e formare la linea 3, e poi la presenza di 7 giocatori del Catania in zona palla dentro l'area, quindi creando tanta densità e cercando di coprire meglio possibile la porta di Butano. Secondo me è una prova di forza che ci ricorda un pochettino il Catania dell'inizio della stagione, quindi quell'attenzione lì, quello spendersi, no, per il compagno e per la squadra in fase di non possesso, col Sorrento, in questo caso sullo 0-0, sembra sia ritornato all'ordine. È arrivata la traversa, ma appunto con questa squadra, e fra parentesi conto disco che adesso era stato per certi versi anche accostato al Catania, invece va all'Avellino con ogni probabilità. Questo è un altro giocatore certamente di grande livello. Andiamo alla fase di possesso. Braccetto. Versione moderna, insomma, sì, quello che si chiede, che si vede ad esempio in Serie A e che il Catania fa vedere anche in Serie C. Ieri chi ha visto la partita l'abbiamo visto da Bastoni e Scalvini come braccetti di sinistra che spingevano come se fossero degli esterni di centrocampo veri e propri, e questo lo fa benissimo Castellini. L'abbiamo visto qualche settimana fa anche col l'Hitmap, lo vediamo adesso con dei tagli video, qua a destra con Carpani sale e spinge sulla parte esterna, il taglio successivo invece ci va a vedere come l'inserimento non lo fa esternamente ma lo fa addirittura dentro il campo, quindi tagliando tra difensore centrale e terzino per cercare uno spazio, una soluzione, per dare una soluzione diversa al compagno. E qui vediamo già una costante che vedremo dopo, ovvero quarto e quarto, sempre molto vicini e alti durante la fase di offensiva e di rifinitura. Quarto e quarto lo vediamo subito, appunto perché l'hai detto, anche questa altra caratteristica del calcio moderno, che non sempre è facile vedere nei campionati di terza serie, ricordiamolo, ma che appunto la troviamo anche nella squadra anche del Catania, soprattutto quando è entrato Lunetta nell'ultima partita. Sì, però anche nel primo tempo, ti ricordi Marco, ti avevo detto la posizione di Carpani molto alta, Anastasio un po' più basso ma per caratteristiche, qui invece vediamo proprio Lunetta che fa questa ricerca di questo cross molto lungo e la presenza sempre costante del quarto opposto, se non dentro area
vicino nella zona limitrofa all'area per poi entrare dentro. Qui vediamo, questo è il taglio uguale, poi successivamente vedremo una rotazione, un interscambio e poi la presenza sempre di questo quarto opposto dentro l'area. Lo possiamo vedere il taglio successivo, che appunto va a spiegare proprio quest'ulteriore cosa che spiegava questo principio, Ermanno, questo principio offensivo di portare il quarto opposto dentro. Qui vediamo una rotazione di D'Andrea Gimenez Gimenez che faceva il centrocampista centrale, lo troviamo praticamente più alto di D'Andrea che era il vertice offensivo, e qui mi soffermo sulla presenza di Raimo dentro area, quindi esterno opposto presente all'interno, e quindi grande lavoro dispendioso soprattutto dei quarti, che però porta soprattutto sul secondo palo una pericolosità in più. Ecco, questa della pericolosità dell'altro esterno è fondamentale, no? nel gioco attuale, no? Sia Carlo che nello sviluppo del gioco, quando arriva uno dei due quarti, devono chiudere i due attaccanti, e esternamente è difficile che arriva uno dei due centrocampisti centrali, deve arrivare il quarto di centrocampo. Anche quando si gioca a 5, no, a centrocampo, alla fine fra i due esterni è importante. Sì, questo lavoro di inserimenti improvvisi che devono creare imprevedibilità hanno valore maggiore quando c'è una squadra che è capace di palleggiare bene e non perdere la palla. Certo. Perché il rischio di questo atteggiamento è che se tu sbagli il palleggio, sbagli la circolazione di palla, ti trovi con le scoperture. Con la scopertura Quindi, e ti vanno via. Quindi è una condizione che va fatta con squadra che ha la sicurezza e la capacità di saper fare viaggiare bene la palla. Abbiamo parlato di inglese all'inizio della nostra trasmissione, andiamo a vedere proprio, chiudendo questa parentesi dei tagli, proprio la ricerca di inglese. Tagli anche in questo caso in tutti i sensi, proprio di inglese. Li facciamo vedere proprio i tagli, proprio gli inserimenti di inglese. Qui su minimo contatto visivo inglese, che per capacità comprende che Stoppa avrebbe fatto quel tipo di giocata, taglio tra i due difensori centrali che lo seguono in ritardo, e qui è la prima occasione che si ripresenta poi al secondo tempo, dove Inglese esegue un taglio alle spalle di Blondet che non lo guarda nemmeno, e qui si crea la prima, diciamo, vera sua palla gol contro il Sorrento. E poi successivamente nel taglio che vedremo dopo è la concretizzazione, diciamo, del lavoro di inserimento, di smarcamento e di movimento, anche lì il discorso di consapevolezza che abbiamo fatto all'inizio dell'attaccante etneo, che si concretizza poi nell'ultima clip con il gol del 4-0. Andiamola a vedere proprio l'ultima clip, eccolo qua, con il lancio di Lunetta, mi sembra. Sì, di Lunetta e Inglese che parte. Anche qui, con connessione, comunicazione visiva, taglio alle spalle del difensore che ormai era un po'. Diciamo che la difesa del Sorrento non c'era più. Era un po' andato, però meriti di Inglese certamente, ma la difesa del Sorrento era. Però piace analizzare questa diciamo anche quasi ormai tranquillità nell'eseguire un movimento, uno smarcamento nello spazio. Grazie Ermanno, io torno invece da Anna, altri messaggi da casa. Messaggio da Enzo da Priolo Gargallo, ci scrive: ho quasi 70 anni, spero che si torni al più presto in Serie A, poiché fare la spola Priolo-Catania comincia a pesarmi. Lo faccio dall'età di 8 anni. Che meraviglia, 8 anni. Buon pomeriggio, realisticamente che mercato farà il Catania? Sappiamo che senza cessioni non si può fare nulla, a che punto siamo? E ancora, buonasera, non si capisce il cortocircuito che c'è stato con Guglielmotti. Inizialmente si era presentato come un giocatore di altissimo livello. Allora, partirei da qui, che Guglielmotti aveva impressionato tutti, mi ricordo proprio la partita di andata con il Benevento, se non vado errato, aveva fatto una partita strepitosa, e poi un po' le condizioni di salute, un po' magari, soprattutto le condizioni di salute, diciamo, ha portato poi che giocasse certamente di meno, e ora addirittura è un giocatore di cui si parla anche in chiave mercato. Allora, Guglielmotti è arrivato proprio nell'ultima finestra di mercato, quindi non ha fatto la preparazione con i compagni. Poi era già qui, non era stato ufficializzato, ma era già col Catania nel periodo, diciamo, quello topico, quello fra virgolette difficile. Diciamo che la preparazione fuori non l'ha fatta, ha fatto forse l'ultima parte. Quindi quando si è presentato, quando non si gioca da tanto tempo, la prima partita si fa sempre bene, per adrenalina, per voglia di fare,
davanti a una cornice di pubblico veramente importante, fu la partita contro il Benevento, fece veramente una prestazione eccezionale. E poi è calato un po' di rendimento, ha avuto un picco quando ha fatto gol, credo, a Caserta, Certo. se non mi sbaglio, e poi qualche infortunio lo ha un attimino ridimensionato. È un fisico importante quello di Guglielmotti, se non sta bene e se non è al 100% dal punto di vista fisico, un giocatore con quelle caratteristiche può fare fatica. Può fare fatica, però veramente aveva impressionato, no? All'inizio, aveva ragione questo Sì, telespettatore. ha fatto bene all'inizio, era un giocatore che da quello che io ricordo Toscano difficilmente lo sostituiva addirittura. Poi ha perso smalto secondo me dopo l'infortunio. Sì. Dopo l'infortunio non ha recuperato più la condizione come prima, però io questo particolare che non aveva fatto la preparazione non lo conoscevo, quindi lo sto sapendo adesso da Carlo e questo può essere anche uno dei motivi per cui ha avuto questo calo, ma siccome la stagione è lunga, il tempo per recuperare ce l'ha sicuramente, cioè riprendere nuovamente il ritmo che ha dimostrato nel primo mese e mezzo di campionato. Ha fatto benissimo. Benissimo, è vero, è vero. Io ricordo proprio quella partita che veramente impressionò tutti. Noi lo conoscevamo, avevamo visto alcune cose, anche mi ricordo il video sui social che aveva postato il Catania proprio quando è stato acquistato, però vederlo dal vivo ha fatto veramente impressione. Sul mercato che cosa dire? A che punto siamo? Siamo al punto di partenza. La realtà è questa, l'abbiamo detto anche all'inizio, le cessioni sono fondamentali per arrivare poi a completare l'organico mercato che è incominciato fra parentesi ieri, e lo ricordiamo Catania che non vuole fare l'errore del gennaio scorso. Vuole tentare di prendere i giocatori che siano funzionali nell'immediato e nel futuro, per cui vedremo che cosa succederà. Andiamo invece, se c'è il collegamento, credo di sì, con il nostro Francesco Triolo, perché oggi è stata, eccolo qua. Ciao Ciccio, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi è stata una giornata molto importante, soprattutto quella di ieri, ma anche quella di oggi, perché è stata la presentazione ufficiale, la conferenza stampa della nuova proprietà del Messina con... Diciamo che è stato un po' un incontro informale, esatto. Un punto stampa, perché la conferenza stampa vera e propria avverrà, come ha detto lo stesso Stefano Alaimo, il presidente in pectore del nuovo Messina, avverrà la settimana prossima, quando arriverà il CEO. Allora, senti, facciamo così, Francesco, andiamo a sentire le parole di Alaimo, così poi le commentiamo assieme e andiamo poi a pensare anche alla prossima partita del Messina. Sentiamo Alaimo. Dopo il notaio ho incontrato il sindaco, ho incontrato l'assessore dello sport e abbiamo parlato un poco. Ho già lavorato per il mercato con il direttore sportivo che arriverà, quindi chi è? Dovrebbe essere Domenico Roma. È Domenico Roma, e lui perché conosce bene la piazza, conosce Messina, ama Messina, aveva tanta voglia di tornare, quindi l'ho visto molto molto felice di ritornare, quindi abbiamo parlato un poco. È tardi per la partita di domani, dopodomani, ma dalla prossima settimana ci dovrebbe essere qualche arrivo e stiamo forzando i tempi, anche perché noi dovevamo arrivare un po' più tardi. Ci è stato chiesto di anticipare appunto per poter fare questo mercato in modo che il Messina si possa salvare, perché visto la situazione attuale non è delle più belle. Allora Francesco, nuovo direttore sportivo, mercato, salvezza, in 1 minuto e 10 secondi ha un po' concentrato tutti quelli che sono gli argomenti, o almeno gran parte degli argomenti. Adesso bisognerà tradurli in fatti, Marco, perché Manetta oggi è andato via, è andato al Picerno, si è fatto trovare dal nuovo presidente con la macchina carica dei suoi bagagli, ha lasciato casa ed è andato via. Ci sono altri giocatori che hanno chiesto di andare, Petrungaro è un'offerta importante dal Potenza, ma anche Rizzo, lì dovrebbe andare al Cerignola, Ortisi è dato all'Altamura, quindi Mamona è già andato via.
quindi comunque le uscite saranno tante, altrettante dovrebbero essere le entrate, e quindi il direttore sportivo Domenico Roma, che lo scorso anno è stato qui a Messina, poi una breve parentesi a Foggia in questa prima metà del campionato, ritorna con il compito di allestire una squadra che possa centrare la salvezza in un momento in cui le difficoltà non mancano, anche perché Messina non è più diventata quella piazza appetibile fino adesso, certo, che era qualche anno fa. Senti, Quindi bisognerà lavorare anche da questo punto di vista. Bisogna capire pure chi è AAD Invest, nel senso che ho fatto la domanda ad Alaimo, ci spieghi chi siete? Lui ha rinviato tutto alla conferenza stampa della prossima settimana, quando arriverà il CEO del gruppo, della fiduciaria, Dudu Sissé, e si presenteranno, come ha detto lui, alla città. Quindi bisogna capire anche chi arriva ad acquistare l'80% del Messina, perché il 20% resta comunque di proprietà della famiglia Sciotto, e bisogna capire anche questa coabitazione a cosa porterà, se non nell'immediato ma nel medio periodo. senti, pensare a una probabile formazione, visto quello che ci hai detto, con i partenti già partiti e i partenti verso la partenza, è un po' difficile ipotizzare una formazione per la prossima partita, che comunque si gioca con il Cerignola domenica. Esatto, oggi con i colleghi, assistendo all'allenamento che stava a porte aperte, sorridevamo pensando proprio a questo. Bisogna andare per esclusione sostanzialmente, perché i giocatori sono quelli che sono. C'è poca scelta, soprattutto in difesa, dove Salvo, Ndir, Marino e Morleo sembrano gli iniziati per giocare. Bisogna capire se Rizzo, che ancora non è partito, potrà essere disponibile. Poi Frisenna, Canzelme e Garofalo a centrocampo, anche se lo stesso Garofalo è uno dei giocatori che potrebbe andare via perché ha delle offerte. Bisogna capire se Petrungaro vorrà giocare, nel senso se si è messo a disposizione del mister di Modica. Nell'eventualità potrebbe giocare Re, potrebbe giocare Cominetti. Anatriello e Pedicillo dovrebbero essere regolarmente in campo, anche se Anatriello è un altro di quelli che ha fatto benissimo in questo primo semestre, tant'è che ci sono alcune squadre che lo vogliono, la Triestina in primis, ma è un giocatore appetito sul mercato. È un momento, una fase di stallo dal punto di vista totale, sia campo che societario, e quindi questo inevitabilmente rischia di influire nella prima partita del 2025 contro il Cerignola, che non è una partita così facile. Esattamente. Conosciamo bene il Cerignola, il Peppe Raffaele è uno che quando viene a Messina ha sempre quella voglia di dimostrare di essere un grande allenatore, come era. È stato sulla macchina del Messina per una ventina di giorni, non di più, quindi magari la voglia di fare bene ce l'ha sempre. Francesco, grazie, buon pomeriggio ancora anche a te, e vedremo se il Messina, saluti a tutti. Vedremo se il Messina saprà sciogliere questi nodi. Io vado a darvi, ci fermiamo, facciamo una pausa pubblicitaria, vediamo se poi riusciamo a sentire Franco Cammarasana da Trapani, e poi andiamo a dare le probabili invece del Vigorito. A fra poco. Ultima parte di preview, eravamo quasi in procinto di collegarci con Cammarasana, con Franco Cammarasana, lo troviamo adesso. Franco, buon pomeriggio, buon anno anche a te. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio. Allora, situazione, hanno nuovo studio nuovo, è vero, commentavano da studio, invece ti chiedo, situazione mercato, perché qui mi sembra che l'unica che sta subito facendosi viva è il Trapani, no? Delle siciliane? Esatto, perché il direttore sportivo Peppino Pavone è già attivo, ma già da diversi giorni. E come notizie ufficiali soltanto le cessioni dell'attaccante King Udo alla Triestina in prestito con
con obbligo di riscatto, e poi quello del centrocampista Andrea Marino, andato a Lecco però con la formula del prestito secco. Ma oltre a queste notizie ufficiali ce ne sono altre, perché il Trapani avrebbe già concluso per esempio l'acquisto dell'attaccante esterno Enrico Piovanello della US Stabia, il giocatore già a Trapani, e tra qualche ora dovrebbe essere ufficializzata la sottoscrizione del relativo contratto. Così per quanto riguarda anche il centrocampista Marco Toscano dell'Avellino e l'altro centrocampista Saber Mayer del Cesena, entrambi diciamo sono trapanesi, perché il primo è mazzarese, anche se ha un cognome non proprio italiano perché è di origine tunisine, mentre Toscano è un ragazzo cresciuto nelle file del Trapani prima di entrare tra i professionisti. Altre trattative in entrata a buon punto, quelli relativi al difensore Giuliano Laezza del Vicenza, come dal Vicenza potrebbe arrivare anche il terzino De Col. Hai visto? Beh, insomma, è una situazione... Un'altra trattativa a buon punto sarebbe quella relativa all'attaccante Gabriele Gori dell'Avellino e del centrocampista Gianluca Mastromonaco che del Taranto e che Ezzolino Capuano ha avuto alle sue dipendenze. Ti stavo interrompendo, Franco, perché appunto parlavamo del mercato e ho capito che la lista è lunga, per cui veramente il Trapani, come ha fatto vedere d'estate, è veramente attivo. È attivo anche per la partita con il Picerno. Andiamo, Franco, a dare velocemente quella che è la probabile formazione. Si giocherà lunedì, per cui è un pochino azzardato fare una formazione. Quella attendibile è un 3-4-2-1 con Seculin in porta, i tre in difesa Celiento, Malomo e Silvestri, a centrocampo Ciotti, Carriero, Crimi e Benedetti, e poi alle spalle di Lescano, Canotè e Bifulco. Per esempio al posto di Bifulco per esempio è oggetto di trattativa attualmente con un paio di società, tra queste il Campobasso, e al posto di Bifulco per esempio lunedì potrebbe giocare ad esempio anche Enrico Piovanello, ma ripeto, di qua a lunedì ci potrebbero essere sicuramente altre, anzi ci saranno sicuramente altre novità, perché ripeto, Pavone è molto attivo sul mercato e assieme al presidente Antonini, ha molte trattative in itinere, per cui sono sul punto di essere concluse sia in entrata che in uscita. Grazie Franco, buon pomeriggio. Ciao, grazie. Buon pomeriggio anche a voi. Allora andiamo invece anche noi velocissimamente a fare vedere quelle che possono essere le probabili della partita di domenica del Catania, per cui partendo dal Benevento, per cui dalla squadra di casa, con i giallorossi di Auteri che potrebbero schierarsi sì col 4-2-3-1, ok, Manfredini abbiamo detto perché in porta c'è l'infortunio di Nunziante, Viviani in teoria come sostituto a centrocampo, e poi questa disposizione in attacco, così almeno l'abbiamo disegnata in questo caso il Benevento. Andiamo a vedere il Catania, quella che può essere la formazione rossazzurra con il 3-4-1-2, con la difesa 3 confermata con Farroni in porta, e poi De Rose e probabilmente Jimenez lì a centrocampo, e pensiamo Stoppa alle spalle di Inglese e D'Andrea. Questa è un'ipotesi di formazione del Catania. Gli arbitri, per concludere le schermate, andiamo a vedere. L'arbitro è Bogdan Nicolae Sfira, è originario rumeno della sezione di Pordenone, e poi Colaiani di Bari, Rispoli di Locri i due assistenti. Il quarto ufficiale è Striamo, credo, di Salerno, era in dubbio sull'accento. Qualche dubbio sulla formazione del Benevento? Secondo me Manconi partirà da sinistra, di solito, e Simonetti potrebbe fare il tre quarti o la Canfora, uno dei due giocherà. Per cui questa può essere un'opzione, diciamo, e variante rispetto a quello che abbiamo fatto vedere. Siamo quasi, anzi abbiamo finito, vi dico con certezza che abbiamo finito. Allora, grazie caro Carlo Breve, grazie Marco, ancora tanti auguri a tutti.
Tanti auguri ancora a Saro Foti, ti aspettiamo prossimamente, quando vuoi Grazie, ovviamente. Marco, anche a te, grazie a tutti. E grazie Ermanno, a te ti aspettiamo invece venerdì prossimo perché Grazie. dobbiamo introdurre la Juventus che La Juventus Next Gen. Next Gen. Aspettiamo venerdì prossimo anche la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, grazie e grazie ai nostri telespettatori per averci seguito e noi ci vediamo venerdì prossimo. Vi ricordo a chiudere la diretta della partita del Catania su Telecolor con il commento di Angelo Patanè e di Carlo Breve a partire dalle 2 i collegamenti e poi dopo andremo con l'intero incontro in diretta, in chiaro, su Telecolor. Per ora è tutto, noi ci ritroviamo venerdì prossimo.